Buongiorno ragazzi, allora sono all'ultimo giorno di trekking, adesso lascerò Casera al Grande di Sopra e mi dirigerò verso cima a Vostanis, dove deciderò se salire alla cresta di Timau oppure scendere direttamente al laghetto. Vediamo come sto, non sono molto stanco ma ho un po' di fastidio a un ginocchio, per cui vediamo quando arrivo là. Adesso in circa un'oretta dovrei essere in cima. Sono proprio sotto la cresta di Timau, di là sotto c'è la Casera e poi tutti i pascoli. Quella lì, come vi dicevo, è dove ho dormito, Pal Grande di sotto. Ieri parlavo di Pal Piccolo, oggi di Pal Grande, e non c'entra l'altezza, non è che il Pal Piccolo è più alto del Pal Grande. Pal in dialetto significa pascolo, per cui Pal Grande è pascolo grande, Pal Piccolo invece è pascolo piccolo. Ecco qua, alla fine ho deciso e sono salito fino sulla cresta di Timau. Adesso sono in cima. Là è da dove sono arrivato da ieri, rifugio Marinelli, lì. E Pal Grande di sotto è qua, anzi Pal Grande di sopra è qua sotto, proprio lì sotto. Di qua c'è la valle, il Put, e laggiù Casera Pramosio. Mia prossima meta. Stamattina sono arrivato lassù da dietro, dalla casera dove ho dormito. Adesso sono proprio sopra il laghetto di Pramosio. Lì ci sono altre opere di guerra e la casera Pramosio Alta. Allora mi sono fermato un attimo a Mal de Pramosio per riprendere le forze con un bel piatto di rico, polenta e salsiccia e una birretta, e adesso affronto gli ultimi 45 minuti circa che mi porteranno a Timau, dove prenderò la corriera per tornare a casa.
ecco la mia meta, il paese di Timau. Il mio giro è finito, però prima di salutarvi vorrei farvi vedere sulla cartina il percorso che ho fatto. Allora, io sono partito il primo giorno da Forniavoltri, sono andato a Pierabek e ho preso il sentiero per il lago di Bordaglia. Dopo il lago di Bordaglia ho fatto il passo Giramondo, quindi sono arrivato da qui, dal passo Giramondo che vedete qua. Ho preso il 403, ho fatto questo traverso, sono sceso in questo canalone, poi ho girato da qua e sono arrivato sotto all'Obvolaje Ralm, all'alpeggio di Volaje, insomma. Dopo sono preso sempre il 403, qua sono risalito fino al lago di Volaja, dove c'è il rifugio Lambertenghi. Da lì sono sceso un pochettino e poi ho preso il sentiero Spinotti in 145. Il sentiero attrezzato nella prima parte, poi diventa un sentiero normale per, diciamo, escursionisti esperti. Si passa di qua, si scollina, si scende, si arriva qua al bivio per il 143 che porta in cima al Collians, poi si scende ancora di qua, si passa sotto e sono arrivato al rifugio Marinelli, dove ho dormito la prima notte. Il giorno dopo sono sceso attraverso il 148, poi ho preso il 171, sono passato per qua, qui, e sono arrivato qua dove c'è la scaletta. Sono risalito sempre sul 146 fino ad arrivare fino ad arrivare al passo di Montecroce Carnico, o Plockenpass in tedesco. Poi da qua ho preso questo, il 401, sono salito su, sono passato sotto il Palpiccolo, continuato così, ho girato qua, sono arrivato qui. Invece di salire al Freikofel ho preso questo traverso qua, sono arrivato alla casera Palpiccolo di sotto, che è qua, in questo punto qua circa, e poi ho preso col 401, sono passato qua sotto, così fino alla casera Palgrande di sotto. Poi l'ultimo pezzettino sono arrivato su e ho dormito qui alla casera Palgrande di sopra. L'ultimo giorno mi sono diretto verso Cima Vostanis, qui sono arrivato a scollinare, poi ho camminato per qua, dopo così fino in cima alla creta di Timau. Poi per la stessa strada sono tornato indietro, passato di qua, passato per il lago, tutta la strada così, passato il ricovero Morgante, poi giù casera Pramosio e poi fine con il 403, no, col 402, questo qua, così sono ridisceso fino a Timau, quindi da qui. E io invece sono partito qua giù, qua su in fondo, qua, qui, anzi qua c'è ancora un pezzettino che manca da questa parte. Questo è stato il mio giro, vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!